Romba il mercato dell'auto. Nel 2015 sgomma, accelera e in Veneto taglia il traguardo del 4,7% di immatricolazioni in più nel primo trimestre, con una crescita boom del 9,9% a marzo. Dopo una grande perdita del 45% negli ultimi 5 anni del mercato dell'auto, oserei dire che già da settembre dell'anno scorso i dati sono più confortanti. Oggi la rivoluzione del mercato dell'auto riparte dai privati con un trend positivo del 16,7% a marzo. Le famiglie venete acquistano soprattutto utilitarie, è su questo segmento che si registra la crescita migliore. Il mercato dell'auto un 50% è fatto dal segmento A al segmento B, quindi le utilitarie, le piccole e le medie, e quello direi che sta crescendo. Insomma, il mercato dell'auto riparte dopo 7 anni di caduta verticale, anche a causa delle tasse, dell'IVA e del costo delle assicurazioni. All'inizio del 2015, con la crisi, la mancata sostituzione delle vetture aveva trascinato il Veneto al terzultimo posto in Italia per vetustà del parco auto. Su 3 milioni di macchine, 1.400.000 aveva più di 10 anni. Oggi l'inversione di tendenza. Più di 31.000 immatricolazioni da gennaio a marzo contro le 29.800 dello stesso periodo del 2014. I dati di Confcommercio parlano chiaro. La provincia che cresce di più è Belluno con un più 12,67%, seguito da Rovigo con un aumento del 10,3% e Vicenza che sale del 7,64%. Venezia è quarta, lievita del 6,62%, quinta Verona con un più 4,6%, Treviso più 2,64% e a chiudere Padova che segna la crescita più bassa a nord-est, solo lo 0,11%. Stiamo andando verso un mercato che richiede inquinamenti più bassi e le auto ci sono, quindi il mercato, le case rispondono positivamente, un mercato che chiede le auto ibride e anche in questo caso diverse case le costruiscono, un mercato che chiederebbe le auto elettriche ma che purtroppo le infrastrutture da parte dei comuni e degli enti non ci sono messe a disposizione.